Zaia, va bene, abbiamo già parlato. La conseguenza logica. Sì, ma ha smentito in tutte le salse. Vabbè, insomma, non so. No, dice non conta. No, è giusto che Zaia smentisca dal suo punto di vista, lui è sempre stato coerente su questo punto, però se fosse davvero chiamato a fare il Presidente del Consiglio, io penso che i veneti, indipendentemente da qualsiasi opinione per un bene politica, superiore, dice Baretta. Il Presidente del Consiglio Zaia lo può fare non in questo mandato che si è appena aperto, ma nel prossimo mandato, quando ci sarà un qualcosa di diverso. È bene fare una nuova legge elettorale e ritornare al voto subito. E allora lo vede anche perché c'è l'autonomia da portare a casa. Aspetti, segretario, ma allora è vero che volete poi portare a casa tutti i restanti voti di Forza Italia, come dicono, no? Volete tornare al voto? Noi ci rivolgiamo all'elettore e l'elettore, abbiamo visto in queste elezioni, ormai non è più collocato in maniera fissa da una parte. Abbiamo visto che l'elettorato adesso è fluido. Scusa, Ferdinando, se Mattarella domani arriva e dice di aver parlato col PD, e il PD dice io un governo dove c'è Zaia lo faccio anche col centrodestra, se arrivano a fare una domanda del genere, voi cosa fate? E questo è il discorso poi. Non possiamo, c'è troppa confusione. C'è troppa confusione per mettere un uomo come Zaia anche perché ricordo ancora 2 anni di mandato.